Maltempo, via Marosticana allagata, paura alla scuola Madre Teresa di Calcutta di Marostica, evacuati 47 bambini. A Bassano, uomo incastrato nell'auto nel sottopasso di via Monte Spinoncia, strade allagate, frana in Varrovina. Disperazione a Romano di Ezzelino, decine di famiglie bloccate in casa. Si accende la polemica sui social per una foto pubblicata dal sindaca Elena Pavan che riguarda il Giro d'Italia. Viabilità al centro del dibattito politico, per la lista è il momento, non si può più aspettare, il problema va risolto. Maltempo ancora nel Padovano, la situazione è più critica, a Campo San Piero a rischio la tenuta dell'argine del Muson dei Sassi. Omicidio di Michael Boschetto, rimane in carcere Giacomo Friso, il 33enne accusato di omicidio. Benvenuti all'informazione di Bassano. Apriamo questa pagina ovviamente con le notizie legate in particolare al maltempo e con la paura che c'è stata questa mattina alla scuola Madre Teresa di Calcutta, Marostica. In via precauzionale infatti sono stati evacuati 47 bambini portati a Palazzo Baggio. Il Longhella è arrivato a toccare la soglia di guardia. Ore 11:30 del Longhella che inizia a fare paura, questo affluente che finisce direttamente nel Brenta ha raggiunto livelli massimi, tanto da richiedere l'evacuazione dell'asilo qui dietro alle mie spalle. 47 bambini dai 3 ai 5 anni della scuola d'infanzia Madre Teresa di Calcutta portati via con i pulmini della protezione civile a Palazzo Baggio. Le ultime ad uscire dalla scuola con decine di ombrellini in mano sono le maestre. Adesso vado a raggiungerli. È spaventata? Diciamo che è la prima volta che succede una cosa così, per cui le cose fatte un po' in fretta e in emergenza sono sicuramente... Senta, come le sono sembrati i bimbi invece, spaventati? Li abbiamo tranquillizzati. Tra i primi ad arrivare il sindaco di Marostica. Come mancavano circa 35 centimetri all'uscire dall'argine, abbiamo fatto evacuare tutti i bambini a scopo anche precauzionale, nonostante adesso sembra stia un attimino rallentando la piovosità. In 30 anni, come dire, non era mai accaduto, quindi come dire, Marostica non è un territorio così a rischio. Da oggi credo dovremmo fare delle valutazioni diversamente, ma è andata bene. Un disastro ovunque, racconta il sindaco, alla confluenza del Longhelle con il Mar Colada, il punto più delicato. Qui a poche centinaia di metri l'acqua scende da San Benedetto e allaga un'intera via. Qua siamo sulla zona dove viene giù l'acqua dalla strada di San Benedetto. Come potete notare c'è la deviazione, eccola qua, e qui c'è il tratto. Via Canale è chiusa al traffico. L'acqua defluisce ma è un fiume. In sofferenza tutte le direttrici che collegano Marostica a Vicenza, situazione critica anche a San Vito. Alla sede della Protezione Civile di via Vaccari si è lavorato incessantemente tutto il giorno. Sempre sul posto con la sua polizia locale il primo cittadino che non esita a togliersi in questa giornata difficile qualche sassolino dalle scarpe. Per fortuna sono 5 anni che puliamo tutti quanti i canali e francamente mi viene ancora più nervoso se penso alle 4 denunce che ho per aver tagliato le piante. Tra le strade più congestionate via Marosticana, dove si sono create vere e proprie pozze d'acqua, a pulire i tombini anche l'ex maglia rosa Giovanni Battaglini. Via Marosticana diventa un fiume di fango. Sotto la pioggia battente le auto procedono una ad una a passo d'uomo. Da via Colbacchini scende acqua mista a fango e trascina con sé i detriti della collina che finiscono per allagare i campi. L'acqua finisce tutta qui per ore nell'azienda di biciclette Battaglin. Si lavora per liberare tombini. Incontriamo lui, Giovanni, ex maglia rosa al Giro d'Italia. Se non puliscono i tombini e i canali è logico che succede questo, perché ha travasato sopra la statale che va a Marostica Bassano e quindi questa impendenza e quindi... Ma siete a rischio che entri l'acqua? Al momento no, perché si erano sporcati i tombini che ricevevano e quindi adesso abbiamo pulito. È la prima volta che succede una cosa del genere e che purtroppo... anche il fieno non è mai stato tagliato quest'anno e quindi quello fa anche da tappo perché il tempo non ha permesso a fare la falciatura dell'erba e quindi
succede questo, ecco. Bisogna mettere in salvo i macchinari. Sì, bisogna. Al lavoro per proteggere le biciclette, ma soprattutto i macchinari. L'abbiamo vista con la scopa in mano, perché bisogna darsi da fare tutti, no? Succede perché se andava dentro fanno danni, perché abbiamo anche dei macchinari e quindi sarebbe un disastro. Tra l'altro il Giro d'Italia tra pochi giorni passa. Sabato l'abbiamo qui a Bassano, quindi è un bel evento, speriamo che non ci sia questo tempo e che ci dia una giornata di sole anche per il pubblico, per andare a vedere questa meraviglia che c'è nel Grappa, perché è una tappa molto importante. E situazione delicata anche a Bassano, salvato dai vigili del fuoco, un uomo rimasto incastrato in un'auto sommersa nel sottopasso di via Monte Spinoncia, strade allagate anche nelle frazioni di Carainati e Solagna e frana nel pomeriggio in Valrovina. Situazione di pericolo qui al sottopasso, cosa è successo? Ci hanno chiamati per soccorso persona, una persona diversamente abile all'interno della macchina, che purtroppo la macchina è stata in pane per l'acqua alta qui sul sottopasso e siamo arrivati, la persona è già uscita, adesso noi cerchiamo di abbassare l'acqua per estrarre la macchina. La macchina è sommersa più di 1 metro d'acqua? Sì, la macchina è sommersa più di 1 metro d'acqua, adesso in qualche modo vediamo riuscire a abbassare l'acqua del sottopasso per estrarre la macchina. Paura anche nella frazione di Carainati a San Zenone degli Ezzelini, esondato un torrente, sott'acqua le strade del centro. Furia del maltempo che non risparmia neanche Valrovina, strade chiuse, case evacuate a causa di una frana, come vediamo dal video postato sui social. Strade allagate anche nel comune di Solagna, come racconta il video di un nostro telespettatore. E se torniamo a Bassano? Grande paura qui in strada marchesana e guardate il Silan a pochi centimetri dagli argini. C'è molta apprensione in questo momento. Moltissima apprensione perché la pioggia non cessa. Abbiamo sentito anche i nostri referenti per quanto riguarda il meteo, ci hanno detto che continuerà ancora per un paio d'ore e quindi siamo molto preoccupati. Qual è il rischio? Il rischio è la tracimazione, come stiamo vedendo qua adesso, del torrente Silano. Abbiamo chiamato la forza pubblica perché c'è il rischio evidente che possano tracimare in strada e creare ovviamente ulteriori disagi, incidenti. Già c'è una piscina lì. Esattamente, lì c'è un accumulo di acqua perché i giorni scorsi hanno fatto sì che i terreni si siano inzuppati ancora di più, quindi il problema è sotto gli occhi di tutti, insomma, possiamo fare poco. Rabbia e a tratti disperazione a Romano d'Ezzelino, dove decine di famiglie sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni per l'allagamento di via Marze. Per tutta la mattina al lavoro anche il sindaco Bontorin. Neanche la metà, c'era di più del doppio prima. Abbiamo fatto le fotografie e tutto, frigo, congelatori, lavatrici, televisione anche mi ha distrutto. Garage scantinati svuotati, cantine allagate in via Marze, è una situazione che i residenti conoscono bene. La strada è chiusa al traffico e sono bastate queste ore di pioggia perché l'acqua raggiungesse i 30 centimetri. Ha dovuto staccare proprio la porta del garage? No, si è rotta con l'acqua l'altra volta. È la seconda volta che succede in poco tempo. Giovedì è arrivato fino a mezzanotte, qua ho dato una mano anche quelli della protezione civile. E l'acqua mi ha rotto proprio tutto il portone e l'acqua. Da qui la rabbia perché non hanno rinforzato l'argine del Martignon. Macello, disastro. Quante cose ha perso? Tantissime, che adesso ne hanno anche portate via un bel poco. C'era lavatrice, lavastoviglie, c'era di tutto, biciclette, di tutto, mangiare, spersa, macello, disastro. E adesso di nuovo per la seconda volta. Certo che se lo mette a posto il Mardignon. Il Mardignon proprio in questo punto è esondato, qui più a nord ha purtroppo rotto gli argini e ci troviamo con 5 garage che tuttora sono in fase di svuotamento e le famiglie che evidentemente 4-5 giorni fa hanno avuto lo stesso identico problema, che sono un po' tese anche perché purtroppo succede che non siamo riusciti a
a dare delle garanzie, ma purtroppo con questa quantità d'acqua non riusciamo a dare più di tante garanzie. Alle famiglie sono stati consegnati sacchi di sabbia e mini paratie a tamponare una situazione di emergenza. Il sindaco ha invitato i cittadini a stare a casa. Nel tardo pomeriggio la situazione è parzialmente rientrata, ma quanto accaduto oggi ha reso evidente che cosa c'è da fare. Innalzamento argini e evidentemente lo studio di fattibilità di un bacino di laminazione, perché proprio qui l'attuale bacino, che è posto circa 1 chilometro più a nord, non ha dato gli effetti sperati, e in questo momento addirittura è così pieno che non riceve più acqua, per cui se questa è la situazione e nel giro di 4-5 giorni la situazione si ripresenta nella medesima area, vuol dire che serve fare qualcosa di strutturale. E ora a Villa d'Asolo con il nostro Lucio Zanato, dove una via è finita di nuovo sott'acqua. Sono in mezzo all'acqua, ma in realtà sono in mezzo a una via. Siamo a Villa d'Asolo, nella zona dell'asilo, e questa è una strada che è diventata sostanzialmente un canale. E allora ci avviciniamo a uno degli abitanti di questa zona, Emanuele Rec. Buongiorno signor Emanuele. Buongiorno. Beh, la vedo sorridente nonostante la situazione. Ci siamo attrezzati questa volta, speriamo che l'acqua non si alzi più di 80 centimetri all'interno del giardino, siamo protetti fino a 80 centimetri. Senta, l'altra sera dove è arrivata l'acqua? L'altra sera abbiamo avuto l'acqua a 80 centimetri, quindi ha allagato tutto il primo piano e 3 metri nella palestra e nella cantina. Senta, ma quindi qui sulla strada che altezza era più o meno? Qui sulla strada arrivava a questo livello qui, perché a casa arrivava, vede, sotto il davanzale. Quindi insomma qui una volta che sarà passata l'emergenza bisognerà pensare a una gestione diversa del flusso delle acque, mi pare di capire. Penso di sì, per chi è responsabile, per ognuno per le proprie competenze, non so chi spetta il canale e chi spetta il muson, quindi la cosa ormai da anni che piano piano la cosa sempre un po' di più, e stavolta è stata fatale, perché anche qui nel condominio che vivono 40 famiglie, circa 40 macchine sono distrutte. Questo è il problema, anche gente. Ma adesso si sono attrezzati, forse l'acqua non sta entrando noi non so se riusciamo ad arrivare. Io non li vedo attrezzati in questo momento, perché sacchi di sabbia non ne hanno a sufficienza. Se si alza l'acqua ancora 30-40 centimetri, già se passa un camion che l'onda riesce a mandare dentro l'acqua, quindi è un problema adesso. Adesso a Castelfranco, già colpita dalla scorsa alluvione, che torna ad avere paura, una giornata di tensione, COC aperto, protezione civile all'opera, fiumi sorvegliati speciali e soprattutto l'angoscia dei cittadini. La situazione si sta aggravando in quanto ad Asolo sta precipitando copiosamente, si sono caricati i canali secondari, adesso sono appena stato informato che il Brenton è stato completamente deviato nella cassa di espansione di Riese e quindi il Brenton viene laminato. Il problema sta da sud delle casse a Castelfranco Veneto, in quanto la Venale sta raccogliendo tutta l'acqua delle secondarie e stiamo andando in situazione preoccupante. Ombrelli in mano, stivali. Quella di oggi per Castelfranco è stata una giornata di apprensione. Dopo l'alluvione di giovedì scorso e danni subiti, queste ore sono state difficili, occhi puntati soprattutto sul fiume Venale. La Venale è pericolosa. Sì. E lei ha riportato danni ai suoi vicini di casa? No, proprio danni, no, dentro casa, sono scantinato i danni, sì. Gli scantinati sostanzialmente, sì. Anche in questa zona di Castelfranco a ridosso degli perché l'acqua tutto giù sono scantinato, ci sotto, quando piove l'acqua mi giù dai soffitti, tutto giù sotto. Guardi. Si guarda l'acqua salire, il livello fa paura. Questo è il punto critico di solito tra cima qua. È un disastro annunciato, anche se il fenomeno è stato veramente di una violenza incredibile. Franco Muschietti, ex sindaco e titolare della farmacia nel cuore di Castelfranco, controlla sconsolato. Anche le pozzanghere che ci sono qui, Tommaso, non so se possiamo riprendere. Sicuramente sono dovute all'eccesso di pioggia di acqua e del fiume che sta... Quindi un principio di tracimazione. Un principio di tracimazione c'è senz'altro. È un segnale preoccupante, però, come ci diceva. Preoccupante, però per il momento sembra abbastanza sotto controllo. Cittadini che non hanno ancora finito di sistemare i danni dell'ultima bomba d'acqua, che si trovano a fare i conti con un'altra emergenza. È da giovedì sera, oltre ad aver passato qua tutta la notte, è stata devastante, perché fra danni, tensione e tutto il resto
siamo ben provati tutti quanti, ecco. Mario che ha perso ben 3 auto nei giorni scorsi. Sì, purtroppo sì. Su 4 macchine sono riuscito a salvarne una perché non c'è stato molto tempo. In giro di un quarto d'ora ormai l'acqua era a 1 metro. Da quando è cominciato a salire dai tombini, e quindi non abbiamo avuto proprio tempo fisico di salvare tutto, no? Che giorni sono, che ore sono queste per Castelfranco? Molto difficile, perché questa mattina alle 8 ho portato mia figlia a scuola e già in Via Verde cominciava a venire l'acqua. Il quartiere penso più difficile è qui. Idrovoro a pieno ritmo, zone transennate, un'altra giornata di paura. Ed ora Bassano per la polemica social che è scoppiata per una foto postata sul profilo di Elena Pavan. Un'altra caduta proprio quando è partita la volata. Parliamo della sindaca Elena Pavan, parliamo del Giro d'Italia e di una caduta di stile, di forma e di sostanza durante la volata elettorale. Il terreno su cui Elena Pavan è inciampata nuovamente è quello dei social, dove la sindaca ha postato questa foto. Notato niente di strano? In basso a sinistra ecco spuntare 3 loghi di 3 liste abbinate a un post che con la politica non dovrebbe avere nulla a che fare. Marchiare il Giro d'Italia con simboli politici è stato uno scivolone sottolineato prontamente dai cittadini che hanno aspramente criticato la sindaca. Per favore, nasconda il simbolo di Fratelli d'Italia. E poi, nello sport non dovrebbe apparire nessun simbolo di partito, si tifa per il ciclismo, non per i partiti. Complimenti, sport usato come campagna elettorale? Non ci sono più gli amministratori di un tempo, così oggi tutto fa brodo, anche gli eventi collaterali. Sapessero almeno scrivere. Rispetto istituzionale chiederebbe di separare le iniziative da sindaca in carica da quelle relative alla campagna elettorale, ma oramai sembra chiedere troppo. C'è voluto un po', ci sono volute decine di commenti negativi, ma poi il post è stato cancellato, a conferma che l'errore c'è stato e non si tratta nemmeno della prima volta per Elena Pavan, che con i social ha avuto più di qualche incidente di percorso in questi anni. Come non ricordare il commento in risposta a chi chiedeva i nomi degli infami, riferendosi ai consiglieri che facevano parte della maggioranza e che votarono no alla proposta Baxi Pengo per San Lazzaro. In quell'occasione la sindaca non difese sui social i consiglieri, non condannò chi li offendeva, ma dava semplicemente seguito alla conversazione. E vogliamo parlare degli errori di comunicazione, sempre sui social, per il Capodanno rinviato? Insomma, verrebbe proprio da dire che errare è umano. A perseverare ci pensa la sindaca Elena Pavan. Ed ora la viabilità al centro del dibattito politico, abbiamo sentito la lista, è il momento. Viabilità. Ruota attorno a questo una buona parte della proposta politica in chiave bassanese per le prossime elezioni. La lista di È il momento sul tema ha portato avanti dialogo, idee e proposte che mettono al centro l'individuo, la sicurezza e i quartieri per rispondere alle esigenze di una Bassano che a riguardo evidenzia non poche criticità. In questo momento noi a Bassano ci troviamo con una città che è frammentata. È frammentata perché le piste ciclopedonali si fermano in punti in cui le persone si stupiscono nel dover decidere dove andare per riuscire a attraversare la strada o andare da un luogo ad un altro. Noi abbiamo un punto ben preciso che è il corridoio verde che vuole collegare il sud di Bassano con la zona nord, quindi attraverso Santa Croce, San Lazzaro, il centro storico, che poi attraverso la passerella ciclopedonale colleghi anche le zone est e ovest di Bassano, e questo vuole essere proprio un punto centrale per dire viabilità sostenibile, vuol dire più sicurezza e vuol dire anche ognuno può muoversi in sicurezza come e dove vuole. Ampliando lo sguardo, con vista sull'8 e il 9 giugno, quali sono le sensazioni per il candidato sindaco Gianni Zen? Si sta ragionando sul ballottaggio o su possibili alleanze per il secondo turno? Io vorrei rassicurare coloro che hanno queste preoccupazioni, nel senso che l'aria sta cambiando. C'è bisogno di aria fresca e credo che i bassanesi se ne siano accolti. Dovunque vada,
vengo fermato, siamo fermati e ci dicono voi andrete al ballottaggio. Io adesso non posso e non è giusto che dica una risposta, perché noi ragioneremo insieme e decideremo democraticamente, perché crediamo nella forza del gruppo. Cambiamo argomento. Completato il restauro del sito che ospitava trincee e postazioni di artiglieria durante la Grande Guerra a Col Andreon sul Grappa. Ora il sito è pronto per ospitare studenti e visitatori. È un vero e proprio museo a cielo aperto della Grande Guerra. Lo sanno bene i tanti studenti che ogni anno salgono qui per visitare le trincee e le postazioni restaurate, che riproducono perfettamente quelle originali. Casara Col Andreon è tutto questo, un tuffo nel passato, nel comprensorio del Monte Grappa, per una visita che lascia senza fiato. Dopo i lavori di ripristino curati dai fanti di Tezze e Schiavon, il sito è pronto ad accogliere gli studenti che vengono accolti, rifocillati, a volte anche ospitati per la notte. Dopo la scoperta di una galleria che ospitò il comando e il gruppo telefoni del 38esimo Artiglieria Obici Pesanti Campali, sono partiti i lavori per recuperare trincee, postazioni per le armi pesanti, camminamenti di collegamento tra le varie piazzole, e oggi è tutto pronto per accompagnare i visitatori nella nostra storia. E torniamo a parlare di maltempo, lo facciamo spostandoci nell'Alta Padovana, dove il punto più critico è tornato a essere Campo San Piero, dove è a rischio la tenuta del tratto di argine franato venerdì scorso. Hanno seguito per noi la situazione Valentina Visentin e Cristian Roccaiende. Le ruspe non hanno mai smesso di lavorare questo pomeriggio lungo il Musone dei Sassi tra Russega di Campo San Piero e Loregge. Il livello del fiume è in costante aumento, la piena che dovrebbe arrivare in tarda serata ha messo ulteriormente in sofferenza l'argine che aveva rotto la notte tra giovedì e venerdì, provocando delle infiltrazioni che hanno messo in allarme la sinistra arginale. La sindaca di Campo San Piero ha invitato tutta la popolazione a portare cose e animali nei piani alti e di mettere in sicurezza le parti più basse delle abitazioni, mentre le ruspe per tutto il pomeriggio hanno cercato di rinforzare ulteriormente la situazione degli in via precauzionale la strada SR 307 che collega Campo San Piero a Loreggia è stata chiusa, visto che l'acqua del Musone stava toccando il punto più alto del ponte, consentito solo il passaggio in uscita delle auto. E ora la cronaca con l'omicidio di Michael Boschetto. Rigettata la richiesta presentata dai suoi difensori, resta in carcere Giacomo Friso, il 33enne accusato di omicidio volontario. Giacomo Friso, il 33enne di Villafranca Padovana, accusato dell'omicidio di Michael Boschetto, resta in carcere. È stata infatti rigettata l'istanza di riesame presentata dai suoi legali. La procura contesta l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, elemento che emerge dalla ricostruzione fatta dal nucleo investigativo dei Carabinieri, in cui si descrive l'aggressione che sarebbe avvenuta in due fasi distinte, una ad un'ora dall'altra e per futili motivi. Un primo incontro tra i due sarebbe avvenuto alle 4:42 del 7 aprile, mentre l'accoltellamento fatale risalirebbe ai 20 minuti tra le 5:38 e le 6. C'è anche un'ipotesi sul movente, antiche ruggini, legate però non tanto all'ambito degli stupefacenti, quanto ad un senso di imbarazzo e di inferiorità provato da Friso fin da ragazzino, un sentimento di vendetta covato per molto tempo, rinfrancato dall'uso di alcol e droga. E ora vi ricordo l'appuntamento con Focus alle 21:15, la trasmissione di approfondimento curata dal nostro direttore Luigi Baccialli, che avrà come ospiti Paolo Bonafè, Mario Fabris, Giovanni Battista Mestriner, Leonardo Padrin, Enzo Siviero, Michele Toaldo, Antonella Tocchetto e Marco Zecchinelli.
È tutto per questa edizione di Bassano, vi ringrazio per averci seguito, arrivederci, buonasera.